Buongiorno, sono Matteo Gilberto, siamo il 20 luglio 2013 alle ore 13. Questo video è semplicemente un ulteriore aggiornamento della mia situazione sia dal punto di vista personale, giuridica e socioassistenziale. Allora, abbiamo l'amministrazione di Monfalcone che, visto che sono temporaneamente impossibilitato causa malattia a prestare attività lavorativa, mi passa tra virgolette la paghetta di 100 euro al mese, una tantum, il che vorrebbe dire tutto compreso, cambio degli occhiali, farmaci da banco. Non parliamo quindi di vizi, ma semplicemente di cose terra a terra per vivere diciamo in salute. E, c'è stato un cambiamento dal punto di vista giudiziario per le occupazioni abusive, in quanto dopo anni in cui il mio ex avvocato Ottavio Romano ha sostenuto lo stato di necessità in sede processuale sia al Tribunale di Gorizia che una volta è successo in appello alla Corte d'Appello di Trieste, è maturata la convinzione che non si possa lasciare all'interpretazione della legge un giudice, ma che sia necessario sollevare l'illegittimità costituzionale dell'articolo 633 in quanto facendo parte del codice Rocco in vigore in Italia del 1930, quindi un articolo di legge obsoleto che tutela esclusivamente la proprietà, rendendo impossibile a un foro giudicante come quello di Gorizia, che è ligio al concetto di legalità, formulare sentenze diverse del minimo di pena con commutazione in sanzione amministrativa, che è quello che è stato quasi sempre sentenziato, sentenze che sono in giudicato. Il problema è il seguente: credo di avere tuttora un paio di procedimenti per il reato di occupazione abusiva in corso. Soltanto soprattutto nell'ultimo mese ho dovuto occuparmi della mia situazione di salute facendo visite eccetera eccetera, e soprattutto la questione economica non mi ha permesso di contattare un avvocato per sostenere, prima che le sentenze vadano in giudicato, quindi divenghino inappellabili per termine di legge, questa diciamo diversa tesi difensiva. Ovviamente aspetterebbe al giudice riconoscere i presupposti dell'illegittimità, rimandare alla Corte Costituzionale il punto, la quale Corte dovrebbe a sua volta prendere in considerazione il fatto ed ammettere o meno se questo articolo di legge sia attinente, diciamo, alla Costituzione o meno, quindi tutto un iter. Allora, siamo le solite: il fatto che non ho soldi, il fatto che sono da solo, il fatto che comunque con una mobilità abbastanza ridotta. Preciso che a seguito di queste visite ho una posologia diversa di carattere farmacologica che per ora mi permette una mobilità abbastanza diciamo quotidiana, tranne che il farmaco stesso, abbassandomi la pressione, mi mette in una diversa condizione in cui in ogni momento mi gira la testa, mi devo poggiare, devo assumere dei liquidi eccetera. Quindi abbiamo risolto un problema dal punto di vista medico per doverne affrontare un altro, anche se il fatto dell'abbassamento della pressione sia
personalmente ritengo più gestibile della situazione precedente. Un'ulteriore cosa che può essere ritenuta interessante è che la situazione del signor Giorgio Diordio, che vuol dire la stessa cosa, del Giorgio Nedic, no? Ha permesso che la prefettura di Gorizia iniziasse a trasmettere gli atti all'ufficio competente per il commissariamento dell'amministrazione di Monfalcone. Ci sono alcuni ritardi da parte mia, al solito dovuto a malattia più che attualmente a motivi economici, visto che inchiostro e carta per la stampante ce li ho, per continuare a dare documentazione alla prefettura di Gorizia. Per la situazione del signor Nedic, oggi è sabato, diciamo entro lunedì renderemo pubblico o un video o comunque un aggiornamento, un comunicato stampa o ambedue. La cosa la valuteremo assieme quando ci vediamo, e ritengo che questo, diciamo, siano le cose sostanziali. Dopodiché ho iniziato l'iter burocratico per riuscire ad accedere al gratuito patrocinio per il risarcimento danni per mancato intervento inadeguato nei confronti dell'amministrazione di Monfalcone. Il fatto che per se stesso, insomma, avrà bisogno del suo annetto e mezzo, 2 anni, per giungere a un dibattimento. Va bene, vi ringrazio per il vostro tempo, e ci risentiamo a un ulteriore aggiornamento, mi auguro con qualcosa di concreto che possa determinare un cambio generale di queste disfunzioni, mancate applicazioni, e che più ne ha chi ne metta a tutti i livelli delle istituzioni nella provincia di Gorizia. Grazie.